Truffatori senza scrupoli, approfittando dell'emergenza sanitaria, hanno messo a punto un nuovo sistema di raggiro per derubare gli anziani. Raffica di truffe telefoniche a Padova, molte con la scusa del parente malato di Covid. Dal congiunto che ha bisogno di aiuti economici per cure particolari anti-Covid a finti operatori che con tesserini e divise false di Croce Rossa, Protezione Civile, aziende sanitarie e impiegati del comune entrano in casa offrendosi di fare tamponi o sanificare le stanze e razziano denaro e gioielli. Nella sola giornata di giovedì alla centrale operativa della questura di Padova sono arrivate 9 telefonate da parte di altrettanti anziani ultra ottantenni che sono stati raggirati. Purtroppo 2 di queste sono andate a buon fine. In 4 circostanze la tecnica è stata sempre la stessa. Il truffatore telefonico si è spacciato per la figlia della vittima che, avendo scoperto di essersi ammalata, ha chiesto ingenti somme di denaro per acquistare un costoso farmaco anti-Covid. Una signora di 90 anni è stata chiamata da un finto nipote, dichiaratosi ammalato e, credendo fosse vero, ha inserito in un sacchetto diversi gioielli e 4.000 euro. Per evitare eventuali rischi di contagio l'ha lanciato dalla finestra del suo appartamento in zona Arcella ad una presunta amica della figlia, giunta a ritirare la somma di denaro. Bisogna diffidare degli sconosciuti, anche se si presentano con divise di forze dell'ordine, quindi di polizia, di carabinieri, oppure con camici o vestiti da medici, perché potrebbero essere indumenti falsi e divise false. Ricordiamo che nessun medico e nessun infermiere si presenta a casa per effettuare visite a domicilio senza una preventiva campagna di informazione. Quindi ogni qualvolta ci si trova di fronte a questi sconosciuti, contattare il 113 o il 112.